Marco Diafaldi concede il bis e diventa nuovamente vincitore del Palio del Liballo di Faenza. Il Rione Verde batte quindi, dopo uno spareggio sentito e la scelta della biglia, il Rione del Borgo d'Urbecco con Andrea Gorini in sella per la De Bonorva. È Nodiu de Ureco, Dudù per gli amici, il cavallo vincitore, e il Palio torna in Porta Montanara. È un Palio sentito, un Palio pieno di gente, un Palio che ancora una volta dimostra come Faenza è città di Palio. Una meravigliosa festa di popolo dove tutti si sono impegnati a partecipare coralmente attraverso vari momenti. Questi momenti sono stati veramente un'occasione, quasi un laboratorio di civiltà, perché tutti hanno collaborato alla buona riuscita ed è stato meraviglioso vedere la gara così combattuta, cavalli e cavalieri uniti armoniosamente verso il bersaglio. È quello che deve essere nella vita, e cioè un coordinamento da parte di tutti nel volere il bene di tutti, con determinazione, con agonismo là dove è necessario e con tanta forza. Consegno il Palio del Liballo al vincitore, il Rione Verde. Marco, allora adesso a mente un po' più fredda, hai detto allo stadio, un po' di fortuna ci vuole. Continuo a pensarlo perché tanto bisogna essere obiettivi. Due cavalli molto forti, il mio e quello del bianco, e ce la siamo dovuta giocare con un sorteggio, quindi poteva andare in qualsiasi modo. Per fortuna è andata così. Si potevano evitare questi spareggi, cos'è che è andato storto nelle ultime tornate che hai corso? Ma storto niente, è andato molto bene per gli altri più che altro. Quando sono andato io a sinistra gli altri non hanno lasciato proprio niente e dai, siamo dovuti andare alle spareggi. Lì ho pensato che saremmo andati a oltranza fino al sorteggio, come poi è andata a finire. Quindi bene, dai.